io direi abbiamo visto il video istituzionale di Confartigianato, ma quest'anno abbiamo fatto anche proprio il video per innovarti. Lanciamo il video. Tutti questi atomi che sono venuti a danzare in me se ne andranno a danzare altrove. 3 piccoli giri, e poi via. Eccoci qua. Allora, innovarti, Confartigianato, e io chiamo qui con me subito il presidente del mandamento di Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia. Ecco, Nerio, mi sembra che siamo proprio in rete quest'anno, cosa dici? Bene, buonasera a tutti, grazie di essere a Schio, in modo particolare per quelli che non sono di Schio, anche un benvenuto anche a quelli che sono di Schio. Certamente complimenti alla De Rosso complimenti Paola, a voi, complimenti perché a voi. ha interpretato benissimo quello che volevamo quest'anno dare come innovati. Grazie, e a versione tutto il mio 2012. gruppo anche, ci mancherebbe. Veramente queste reti danno proprio, addirittura proprio danno il senso di essere imbrigliati nella rete, per cui non c'è neanche più da discutere se si deve fare rete o non si deve fare rete. Perché Dobbiamo essere all'interno della rete ormai, non c'è niente da fare. Entrando prima ho cercato di evitarne qualcuna e quasi quasi ci andavo anche dentro nella rete. Quello è il bello, ha interpretato in una maniera più pertinente e più giusta. Bene, allora diciamo che abbiamo fatto gli elogi sicuramente a questa scenografia, ma io direi che dà il significato proprio nel contesto in cui si trova questa scenografia. Il futuro in un sito che ha moltissima storia. Qui ci troviamo all'ex Lanificio Conte, dove, qui c'è qualche secolo di storia, dove l'internalizzazione si faceva qualche secolo fa. È stato un beneficio per l'economia non solo di Schio, non solo dell'Alto Vicentino, ma di tutto il nostro paese. Da qui sono iniziati, questi sono gli esempi del nostro sviluppo economico. E difatti questo è il primo incontro di una serie di incontri di questa 3 giorni di Innovati versione, usiamo già i termini innovativi, versione 2012. Scusami se ti interrompo, tutti questi workshop, tutti questi talk show che si faranno in questi giorni, diciamo, perché questo lo devo proprio dire, bisogna dare il merito ovviamente certamente a Confartigianato che l'ha pensata, che l'ha organizzata, ma i veri protagonisti di tutto questo, che si sono veramente fatti in 4, lo devo dire, sono Luca Venco, Cristian Caleari e Marco Sandonà. Ecco, loro veramente è doveroso. E anche questo, se permetti, Paola, è ben rappresentato, perché io sono orgoglioso di far parte di un'organizzazione che ha fatto della sua forza la rete. La rete perché siamo fatti di dirigenti territoriali e sovraterritoriali, provinciali, e qui ringrazio il vicepresidente Piva che è qui a conferma di questa sinergia tra territorio e provincia, è fatta da professionisti con delle esperienze, con veramente delle capacità anche importanti per noi. E questo ci permette, in un momento anche difficile economico, di riuscire a dare risposte alle nostre imprese, ai nostri soci, che è quello un po' che i nostri padri fondatori hanno così creato, costituendo Confartigianato. Per cui, ringraziando proprio questa organizzazione, che io, ripeto, ne vado fiero, vorrei dare la parola al vicepresidente, ringraziando ancora della disponibilità e dell'interessamento a queste iniziative, Virginio Piva. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete qui. Oltre ai miei vi porto i saluti del Presidente Bonomo, che non può essere con noi stasera, ma ci sarà domani e seguirà i lavori prossimi. Inutile dirvi che la Confartigianato di Vicenza segue questo evento con estrema attenzione.
punta molto su questo, perché sono quelle risposte, o da qui possono venire quelle risposte che servono in un momento congiunturalmente delicato come quello che stiamo attraversando. Però qui ci sono gli stimoli, nasce, diciamo, quelle possibilità di risposta che le nostre aziende devono trovare, i nostri imprenditori devono dare per aiutare il nostro territorio a uscire bene da questa fase critica. Ecco, quindi per me è un onore e un piacere particolare trovarmi qui a Schio anche quest'anno. Anch'io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in qualsiasi forma per che questa iniziativa abbia successo. Comprese le aziende, visto che sono loro anche domani i protagonisti che terranno i vari talk show, oppure sono comunque gli imprenditori stessi che saranno seduti qui per spiegare le loro esperienze. È una sfida che riguarda tutti, non è pensabile che un convegno o un seguire dei dettami, per quanto illuminati siano, possano risolvere la situazione, oppure dare quegli strumenti che servono per andare avanti. Noi tutti oggi siamo impegnati a inventare qualcosa di nuovo, a migliorare quello che facciamo. È un impegno trasversale che riveste tutta la società, certo gli imprenditori, ma anche chi lavora nelle aziende, ovviamente chi le rappresenta, chi si dà da fare anche nell'allestire questi eventi, questi momenti. E il fatto che il risultato scenografico sia particolarmente pregevole questa sera è già una risposta alla volontà, ma anche alla capacità del nostro territorio, da chi vi opera, di dare le risposte che servono. Noi abbiamo, ha già detto bene il Presidente Nerio Della Vecchia, abbiamo già una storia su questo. La storia è quella, ci dà, diciamo, quella fiducia di poter rimettere in discussione il nostro territorio anche per il futuro. Sappiamo che ci sono nella vita delle persone, delle aziende, dei territori, ci sono dei momenti difficili, ma le persone e le società che hanno nervo sanno trovare le risposte e rilanciarsi ancora meglio di prima. Ecco. Questo è un territorio che dà le risposte, vediamo già i primi risultati, sarà ancora dura perché purtroppo la globalizzazione ci invischia in un sistema che non dipende solo da noi, però noi qui siamo in grado di dare le risposte. Ed è un ottimo segnale, io direi. Poi abbiamo anche bisogno di speranze e di segnali positivi. Ce la faremo senz'altro. Come fare. Allora, il primo segnale per Innovarti quest'anno ce l'abbiamo dal Centro Produttività, che questa sera sarà il protagonista, per cui invito qui il direttore del Centro Produttività, Antonio Girardi, per presentare la serata, il primo incontro per Innovarti 2012. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Confartigianato Vicenza, il vicepresidente Piva e il presidente Dalla Vecchia, presidente della territoriale, diciamo, del mandamento di Schio. Fra Centro Produttività e Confartigianato Vicenza c'è un rapporto di collaborazione, di grande collaborazione, e naturalmente siamo molto contenti di essere inseriti in queste attività di questo evento che di anno in anno va a toccare temi di particolare importanza. Ricordo l'anno scorso tutto ciò che afferiva ad un certo tipo di, diciamo, sulla mobilità, ma sulla mobilità elettrica, eccetera, quindi qualche cosa di estremamente innovativo, e anche quest'anno mi pare che i temi che verranno toccati, quelle delle reti, dell'ICT, dell'e-commerce, eccetera, credo che siano temi estremamente importanti. Per quanto riguarda il nostro relatore di questa sera, che vi presento brevemente, che è Riccardo Palmerini, è un componente del consiglio direttivo del nostro gruppo di studio
per l'ICT, un gruppo di studio in cui sono riuniti delle persone che provengono dalle aziende, possono essere degli amministratori, possono essere dei tecnici e così via. Riccardo Palmerini è uno di questi, un amministratore delegato di una società. E di che cosa ci parlerà? Naturalmente ci parlerà di qualche cosa di molto classico per certi versi, perché ci parlerà di comunicazione, ma naturalmente questa incredibile accelerazione di tipo tecnologico che c'è stata, diciamo, in tutti questi anni, fa sì che oggi la comunicazione trovi delle declinazioni molto importanti dal punto di vista tecnologico. Sì, ci dovrà anche spiegare che cos'è questa cosa che siamo tutti curiosi. Certo. Ecco. Naturalmente il fatto appunto dell'utilizzo delle nuove tecnologie ha aperto delle frontiere, ma mentre c'è stato un tempo in cui ognuno dei nostri sensi in qualche modo veniva coinvolto uno alla volta, penso alla fotografia piuttosto che alla televisione, oppure penso al telefono e così via, diciamo passo dopo passo a questo punto tutti i sensi in un certo senso vengono coinvolti nell'utilizzo, diciamo, sia come ruolo attivo che come ruolo passivo da parte delle nuove tecnologie. Questo naturalmente ha delle applicazioni che sono delle applicazioni non soltanto per l'utente, come dire, finale, che potrebbe essere colui che va a vedere una mostra o qualcos'altro del genere, ma anche a livello, diciamo, di quelle che sono le cose che riguardano direttamente le aziende. Questo apre delle frontiere estremamente importanti. Naturalmente, come dire, Innovarti è sempre stato, come dire, un contenitore ricco di stimoli, ricco di aperture, diciamo, sulle nuove tecnologie e così via, e quindi credo che anche la conferenza di stasera sia una conferenza abbastanza importante. Del resto qui nell'Anificio Conte c'è anche la sede del Demotech, che è questa... Qui siamo proprio nel posto giusto per voi. Appunto, che si occupa di trasferimento tecnologico voluto dalla Camera di Commercio e dal Comune di Schio, che ha il pieno coinvolgimento del Centro per la Produttività e il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria, ed effettivamente Dalla Vecchia fa parte, diciamo, del comitato direttivo di Demotech e lì appunto si scelgono poi anche i temi che vengono declinati. Allora, bene, direi che allora possiamo cominciare. Assolutamente. Ecco, allora diamo il benvenuto. Chiamare Riccardo Palmerini, lo lasciamo iniziamo qua. con il primo lavoro allora di questa sera. Grazie al Presidente Nerio Dalla Vecchia, grazie al Vicepresidente Piva. Benvenuto, e ovviamente vi aspettiamo anche domani, che sarà una giornata molto intensa. Bene, buon lavoro. Buonasera, grazie a tutti. Questa sera cercheremo di interagire, non con la tecnologia, ma spero di riuscire ad interagire con voi parlando di comunicazione guardando al passato. Facciamo subito l'effetto un po' contraddizione. Parleremo di tecnologie che sono molto avanzate, che però sono alla portata, quindi non parliamo di dimensionamenti esclusivamente futuribili o fantascientifici, perché sono tecnologie ad uso e consumo delle imprese, ad uso e consumo di contesti che possono essere espositivi interni o fieristici o anche museali, per cui non parleremo di parchi giochi. Nello stesso tempo è una forma di comunicazione che guarda al passato, perché guarda un'interazione con la persona che è quella più naturale possibile, perché più o meno ce ne accorgiamo, ma sappiamo bene che tutti i giorni, quando noi ci muoviamo e viviamo i contesti che ci circondano, li viviamo a 5 sensi. Questo è un aspetto che la comunicazione per anni ha trascurato per un motivo relativamente semplice. La vista è il senso della prima impressione, quindi ci si fa un'impressione su un oggetto, su una persona, su un contesto, su un panorama, guardandolo. A volte è giusta, a volte è sbagliata, però pur essendo un senso che ha una capacità di approfondimento fino al dettaglio, è il senso della prima impressione.
L'udito è il senso della comunicazione, per definizione, quindi ci si parla, si comunica, a volte senza vedersi, per cui sono i due sensi che sono sovrastimolati, tant'è che abbiamo immagini sempre più grandi, abbiamo necessità di suoni sempre più forti e c'è una sorta di appiattimento della comunicazione. Allora, cominciamo, come dicevamo, a parlare di 5 sensi. Cerco di fare una cosa abbastanza, spero, comprensibile ma anche leggera. Quindi, come abbiamo detto, il mondo che ci circonda ha decisamente più di 2 dimensioni. Noi interagiamo, tra l'altro i sensi che sono particolarmente sensibili, questa sera sulla parola senso ci sarà una serie di giochi di parole per i quali vi chiedo scusa fin dall'inizio, sono l'olfatto. Noi riconosciamo un profumo, un odore o la gradevolezza di un profumo o di un odore immediatamente attraverso l'olfatto, che è uno dei sensi che normalmente non vengono utilizzati per comunicare, fino ad oggi anche per motivi tecnologici. Apro e chiudo una parentesi, oggi potrebbe arrivarvi una mail che in qualche modo vi trasmette un profumo. Allora, giochiamo un po' anche con le parole, no? Quindi, guardare o vedere. Se noi chiudiamo un occhio e cerchiamo di guardare dalla parte dove abbiamo chiuso l'occhio senza girare la testa, ovviamente perdiamo i riferimenti di panorama, così come perdiamo una notevole profondità in tutto quello che ci è antistante. Si parla di mangiare con gli occhi. Allora, se noi provassimo ad immaginare di chiudere gli occhi e magari di tapparci il naso, difficilmente assaggeremmo un piatto che ci viene messo davanti, neanche se fossimo nel ristorante più prestigioso. Questo cosa significa? Significa che noi parliamo di qualcosa che si gusta, ma in termini di relazione con quello che abbiamo davanti, la vista e l'olfatto diventano determinanti verso una nostra azione. Un altro gioco di parole, ma noi pensiamo di entrare in una stanza buia con gli occhi aperti, ma con le orecchie chiuse e magari le mani legate. Qui giochiamo su un'immagine che vuole un po' alleggerire. Difficilmente ci sentiamo di farlo. Chiaramente gli occhi aperti hanno la vista limitata dalla mancanza di luce, però attraverso le mani, quindi toccando quello che ci circonda e con le orecchie aperte, perché bene o male, non voglio tenere una conferenza di tipo scientifico, ma attraverso il labirinto e gli organi di equilibrio noi avvertiamo la presenza di oggetti attorno, difficilmente ci addentriamo. Ecco, questa slide serve a un'altra cosa, serve a dire come possono, perché oggi parleremo anche di esperienze non solo legate ai sensi, ma alla comunicazione e al marketing, quindi come un termine può rappresentare, o le varie declinazioni di un termine possono rappresentare concetti diversi. Quindi credo che siano immagini facilmente identificabili, ma abbiamo il grido, abbiamo un'opera che è l'urlo e abbiamo un lavoro che è quello dello strillone. Va bene, qui vado abbastanza veloce, solo 5 sensi, non 6. Non 6 non è solo e semplicemente un gioco di parole. Questa sera cercherò anche di trasmettere la dimensione reale di tutta una serie di comunicati che arrivano dal mercato. Spesso e volentieri si sente parlare di i sensi non sono 5, ma c'è chi ne elenca 18, chi ne elenca 15, le dimensioni non sono 3, non sono 4, ma 5, 6, 7, 8, sono comunicati commerciali. In realtà il mondo è esattamente quello che viviamo, è esattamente quello che vediamo, poi ci sono varie declinazioni e varie modalità in cui può essere rappresentato. Cerco di andare veloce, un po' di storia di come vengono utilizzati i sensi. Qui abbiamo l'uso del colore, differenti usi del colore a livello pittorico e artistico che rappresentano molto bene e con stili diversi quello che è il messaggio che ci vogliono comunicare. In realtà
il colore è un'evoluzione, ma anche il bianco e nero può rappresentare in maniera estremamente originale ed estremamente significativa quello che è un messaggio, una comunicazione. Questo è un artista che si è concentrato, direi quasi completamente sul bianco e nero, ma ha delle rappresentazioni sul famoso concetto di specchio e di specularità che sono estremamente significative. Quindi parliamo di un mondo tecnologico che si è evoluto, credo che la maggior parte dei presenti in questa sala abbia vissuto o intravisto quantomeno la televisione in bianco e nero, che quando è nata ovviamente era il massimo della tecnologia possibile. Prime televisioni non stavano nemmeno in casa perché il segnale non arrivava. Sicuramente tutti l'abbiamo vissuto con la DSL, purtroppo nel nostro territorio il segnale in qualche caso non arriva nemmeno oggi. Si è passati al colore, che è diventato un nuovo modo per comunicare, un modo più vicino, più realistico, per cercare di trasmettere delle informazioni, perché in fin dei conti un film, un documentario trasmettono delle informazioni. Il colore è diventato colore al televisore piatto, adesso abbiamo la TV 3D e cominciamo a lavorare sulla televisione tridimensionale senza gli occhialini. Potrei dirvi che c'è una corrente abbastanza importante di mercato, e qui magari in vista di Natale a qualcuno sto smontando i progetti e i programmi, che sta già abbandonando il concetto di utilizzo degli occhialini, quindi i produttori maggiori stanno in qualche modo accantonando il concetto di televisione con gli occhialini e si stanno cercando di proiettare su un concetto tridimensionale di tipo diverso. Questa è una rappresentazione tridimensionale. Questo è uno strumento molto semplice, tecnologicamente è un uovo di Colombo, che ha un effetto abbastanza importante, è estremamente utile in certi contesti ed è relativamente poco costoso. Ho detto un sacco di cose che vanno spiegate. Allora, l'ologramma, cioè la proiezione tridimensionale di un oggetto, di per sé non esiste. Quindi tutto quello che vedete rappresentato tridimensionalmente in uno spazio non ha fisicamente tre dimensioni. L'unica rappresentazione tridimensionale utilizza una tecnologia ad oggi che è estremamente sensibile, si chiama nebbia secca, quindi è una specie di vapore che però non è bagnato, non è umido, per cui è attraversabile, però ovviamente per le stesse caratteristiche di vapore è soggetto alle variazioni d'ambiente. Se io qui avessi installato, anziché questo che è protetto da una teca, un sistema a vapore secco, probabilmente vedremmo l'oggetto traballare e continuare a fluttuare nell'aria. Per il resto, siccome non c'è fisicità, ancora non riusciamo a utilizzare le molecole dell'aria per riflettere delle immagini nello spazio, l'ologramma propriamente detto non esiste, esiste solo cinematograficamente parlando, dove è finzione. In realtà esistono degli oggetti che partono da queste dimensioni e arrivano ad oggi agli 80-100 metri di proiezione olografica con tecnologie completamente diverse, però ci sono, le utilizziamo, ci sono qui in Italia, noi abbiamo un centro demo vicino a Como, dove si possono rappresentare e raffigurare oggetti e prodotti e macchinari in modo fotorealistico, dove si possono rappresentare persone. È uno strumento noto a livello mondiale nel settore dello spettacolo, perché personaggi come Mariah Carey, personaggi come i Black Eyed Peas lo hanno utilizzato per fare concerti. Mariah Carey ha fatto un concerto di Natale per T-Mobile dagli Stati Uniti, ma è stata vista in Germania, Macedonia, Serbia e altri due paesi, Slovenia e un altro paese che adesso mi sfugge, contemporaneamente. Solo nel momento in cui, presentando se stessa, è evaporata, quindi è svanita, chi guardava il concerto si è reso conto che non era fisicamente presente. Quindi hanno una rappresentazione, una raffigurazione della realtà estremamente importante. Un esempio molto più pratico e pragmatico per delle imprese è un reattore della General Electric, dimensione 12 metri per 8, costo per rappresentarlo in fiera, potete immaginarlo tra trasporti, assicurazioni, dimensioni degli stand, per cui loro si sono fatti un teatro olografico di 16 metri
per 8 di altezza, e non solo hanno rappresentato il loro reattore senza doverlo fisicamente trasportare in giro per il mondo, ma raffigurando sulla proiezione 3D alcuni schermi che si sovrappongono al reattore, ne hanno fatto vedere l'interno e il funzionamento. Fisicamente è come se noi vedessimo una di quelle macchine nei suoi colori e nella loro vivacità, nella loro espressione più pura, perché la rappresentazione raggiunge una qualità veramente molto molto elevata, e poi a un certo punto riusciamo a guardarci dentro e a vedere come sono fatti gli ingranaggi e i meccanismi. Questo per dire che non parliamo di cose fini a se stesse. Chiaramente questo ha un costo, un teatro olografico a seconda delle dimensioni ha costi diversi, ma non parliamo di milioni. Sono prodotti non fini a se stessi, sono prodotti che servono a comunicare, a rappresentare laddove ce n'è la necessità. In qualche caso è chiaro che uno trasmette innovazione, anche se il proprio prodotto potrebbe presentarlo in maniera diversa, in qualche caso serve a rappresentare cose che risulterebbe molto più oneroso e molto più complicato. Noi stiamo predisponendo uno stand per un'azienda che ha macchine di tipo industriale e non le trasporta normalmente in fiera, perché il costo per il trasporto delle macchine sarebbe eccessivo. Quindi in un rapporto costo-prestazioni e contenuti che posso rappresentare, il teatro olografico risulta l'arma vincente. Lo stesso è per questo prodotto. Noi qui dentro abbiamo rappresentato per esempio a Vicenza il gioiello di Vicenza, la ricostruzione della città di Vicenza in argento, per il quale la città di Vicenza ha rinnovato una raccolta di materia prima, quindi di argento, tra i cittadini di Vicenza questa primavera, perché il gioiello esisteva, è andato distrutto in epoca napoleonica. Vicenza ha deciso di ricostruirlo, togliendo un po' di spazio all'immaginazione, lo abbiamo mostrato all'interno di questa teca, ma abbiamo rappresentato anche, qui vedete un orologio della Tag Heuer, è molto efficace perché non solo ci fa vedere l'oggetto che gira intorno, ci fa vedere come è fatto dentro l'oggetto, cosa che è difficile rappresentare, tenendo presente che alcuni oggetti di gioielleria costano, nel senso che se mi porto in giro gioielli che hanno un certo valore e in un certo numero, tra assicurazioni e rischio, il gioco non sempre vale la candela. Questa costa poche migliaia di euro, può rappresentare in un'unica teca n oggetti anche in sequenza, li può descrivere, per cui in realtà diventa un oggetto che continuamente posso aggiornare, attraverso il quale posso rappresentare delle cose. Quindi noi parliamo di televisore 3D come strumento quasi sorpassato, poi in realtà entriamo in un contesto di tridimensionalità diversa. Va bene, qui gioco un po' sulla parola esperienza prima di entrare nel discorso della comunicazione esperienziale. Allora, parliamo di memorie. Io credo che se noi vediamo la prima immagine pensiamo a qualcosa di gradevole, in termini olfattivi. Se vediamo la seconda immagine probabilmente pensiamo a qualcosa di gradevole in termini sonori. Sono convinto che di fronte a questa immagine, anche se credo che nessuno di noi o pochi di noi si siano trovati a confronto con questo animaletto, la percezione e la sensazione è completamente diversa, così come penso che più di qualcuno senta la pelle d'oca solo nel pensare alla classica unghia sulla lavagna. In realtà noi non abbiamo percepito qui dentro nessun odore né nessun suono, però nella nostra memoria ci sono delle istantanee che ci trasmettono e ci richiamano un'esperienza. Lo stesso succede qui. Noi vediamo delle immagini che associamo a un certo tipo di danza e ad un certo tipo di musica. Cambiamo immagine e sicuramente riusciamo a focalizzare un diverso tipo di danza, un diverso tipo di musica. Qualcuno le gradirà tutte, qualcuno le gradirà quelle di un tipo e quelle di un altro, però in realtà qui noi attraverso immagini, quindi io sono tornato ad appiattire la comunicazione attraverso le memorie, ma
andiamo a richiamare sensazioni particolari. Tenete presente che oggi esistono strumenti abbastanza semplici che permetterebbero, con un tempo un po' più complesso, di dotare questa sala di isole olfattive, di dotarle di un sistema di gestione delle luci che cambia il contesto luminoso, che cambia la temperatura, per cui ci ritroviamo ad avere suoni tridimensionali. Il suono tridimensionale è un suono trasmesso in 8 canali che viaggia attraverso gli 8 canali in movimento, per cui se volessimo far rimbalzare una pallina da una parete all'altra, noi avremmo il suono non esemplificativo una sensazione, ma il suono che rimbalza da una parete all'altra. Per cui il contesto che può essere costruito intorno a un'immagine è un contesto realistico. Se io vi facessi vedere un video con un'automobile qui e vi trasmettessi il suono che arriva da dietro e viene verso avanti, magari con l'odore del gas dell'automobile, che oggi si può fare attraverso un brevetto innovativo di fragranze in solido, e dopo entrerò magari leggermente più nel merito di questi elementi, voi probabilmente sareste portati a girarvi per vedere l'automobile, ben consapevoli che in questo ambiente non entra in automobile, ma avreste la percezione fisica dell'automobile che entra e attraversa la stanza. Ecco cosa vuol dire utilizzare più sensi per comunicare. Va bene, qui gioco è per cercare di non essere troppo pesante nell'illustrazione su memorie e pregiudizio. Io credo che di fronte a 2 personaggi del genere questa sera saremmo portati ad ascoltarli, magari in maniera più piacevole del sottoscritto, ma se arrivasse un signore così, dubito che saremmo altrettanto ben disposti ad accoglierlo nella sala, e lo stesso una signora così. In realtà l'ultima signora è una famosissima attrice, ex moglie di Tom Cruise, semplicemente mostrando in sequenza o giocando in un certo modo sulle immagini, tendenzialmente e probabilmente, magari qualcuno se ne è accorto subito, probabilmente invece qualcuno è stato portato ad associarlo per antitesi all'immagine della modella alla quarta immagine. Questo è un altro semplicissimo esempio di come si comunicano le sensazioni. Vado in fretta perché non voglio poi tenerla lunga, andiamo al sodo degli esempi. Sicuramente saremmo portati a collocare anche nelle nostre zone la prima immagine, per questioni di automezzi non saremmo portati a collocarla nelle nostre zone, ma probabilmente nel mondo occidentale, ovviamente non saremmo portati a tradurre la terza immagine in un luogo a noi vicino. Allora, adesso siamo di sera e faccio un esempio che sarebbe più idoneo al mattino. Io credo che se al mattino qualcuno ci trasmettesse questa immagine col profumo del caffè che si diffonde nella stanza, ne saremmo lieti. Allo stesso modo, se qualcuno al mattino ci trasmettesse questa immagine, dubito che proveremmo una sensazione piacevole. Viceversa, se uno ce la proponesse adesso, per chi ama il pesce sarebbe assolutamente gradevole. Questo per dire cosa? Questo per dire che quello che ho detto fino adesso va usato ad hoc. Non è vero in assoluto. L'odore del caffè alla mattina o nel dopopranzo, per chi ama il caffè, è particolarmente piacevole. Se uno passa davanti a una pescheria andando a lavorare la mattina alle 7 o alle 8, probabilmente non ha la stessa sensazione che ha di fronte allo stesso odore all'ora di pranzo o all'ora di cena. Lo stesso è nella comunicazione che fanno le aziende, quindi lo stesso messaggio, tanto più se è rafforzato da sensazioni olfattive, quindi estremamente vive, estremamente presenti, non sempre ha un effetto congruente con le intenzioni. Allora, qui parliamo di marketing esperienziale e strong branding. Strong branding è quando l'esperienza in realtà rappresenta o uno stile di vita o un oggetto del desiderio, o comunque è rappresentativa di una firma o di un marchio particolarmente forte. Se vediamo questo oggetto, credo che io non debba spiegarvi a che marca lo associamo. Se poi andiamo a vedere un negozio che di per sé non dice niente, ma che ha il logo della mela sopra, siamo ancora più convinti
di quello che abbiamo pensato di fronte alla prima immagine. Se qualcuno ha girato un po' in giro all'estero, magari con dei figli ancor più se adolescenti, forse da questa immagine, che è di un locale, di un bar-ristorante, può cominciare a intuire di cosa parliamo. Probabilmente di fronte a questa immagine sappiamo già di cosa stiamo parlando. Se poi andiamo sul merchandising abbiamo concluso il giro. Nessuno si chiede quando entra in un Hard Rock Café se si mangerà bene o si mangerà male. Entra perché vuole entrare nel luogo dove sono esposte le chitarre di famosi artisti musicali, dove magari, e lo dico perché l'ho visto di persona, c'è una maglietta proveniente indossata in un concerto da qualche rockstar anche recentemente, va a mangiare, va a bere qualcosa, ma non associa sicuramente al concetto di qualità o di prodotto. Qualcuno vuole azzardare di chi stiamo parlando? In realtà io vi faccio vedere un bicchiere di cartone che tra l'altro in Italia farebbe inorridire chiunque mettendoci del caffè dentro. In realtà nel mondo anglosassone il caffè da asporto viaggia così, però tutti mi avete detto, io invece dico no, parliamo di un iPhone. Tra l'altro è un'azienda che il proprio marchio, il proprio logo negli ultimi anni lo ha rivisto spesso, ma nessuno se ne è accorto, perché ha mantenuto i caratteri principali, è stata quella che loro chiamano un'evoluzione, che se lo facesse una nostra azienda, qualunque consulente di comunicazione direbbe per carità. Perché? Perché il focus è assolutamente sul brand. Nessuno che è stato in un punto o in un caffè di Starbucks, al di là che piaccia o non piaccia il prodotto di Starbucks, si è domandato prima: qui berrò un buon caffè. Lo si dà per definizione, è caro non solo perché tendenzialmente lo si acquista all'estero, ma è caro comunque, e non è un problema che ci si pone quello se la qualità corrisponde o meno a quello che è il costo. Però è bastato vedere la forma della tazza di caffè tipica dei bar con caffè da asporto americani per associarla alla Starbucks. In termini di comunicazione vi dico per esempio che la Starbucks ha fatto un'operazione che personalmente considero estremamente originale, se non geniale. Anziché comprare pagine pubblicitarie sulle riviste, hanno pagato dei paparazzi perché si mettessero fuori da caffè Starbucks delle principali città americane fotografando divi del cinema, della musica o personaggi importanti anche della politica con la coppa di caffè davanti. Poi usciva l'articolo. Quindi il messaggio non era io ho bisogno di comprare pagine, no, io ho i divi che entrano nei miei caffè, magari era l'unica volta nella vita, i paparazzi stazionavano davanti ai principali caffè Starbucks negli Stati Uniti e il messaggio era: io ho fotografato il personaggio, la tazza di caffè è lì per caso. Ecco, questo è un altro messaggio legato a un marchio di abbigliamento. Questi signori, nei principali negozi che sono in giro per il mondo, non in tutti ma nei principali, vendono uno stile di vita. Modelli come quello della campagna pubblicitaria stanno nel negozio e ballano. Sono lì, ballano, invitano a ballare e quello che trasmettono è un messaggio legato a uno stile di vita. Ecco quindi quello che dicevo prima. Molto spesso, specie in ambito retail, quindi nell'ambito della vendita al dettaglio, il marketing esperienziale corrisponde in realtà a un'esperienza forte che non è un'esperienza reale, è uno stile di vita o un senso di appartenenza. Cosa mi direste vedendo questo oggetto e rispondendo alla domanda della slide? È una bottiglia di vino, però se vi chiedo di quale vino, e se io vi faccio vedere questa?
Eppure è una bottiglia neutra esattamente come l'altra, però non abbiamo dubbi sul fatto che sia la bottiglia della Coca-Cola. Sappiamo che cos'è e anche di chi è. Io credo che lo stesso, se vediamo questo modellino, e anche qui c'è un giochetto perché è abbastanza semplice. Che cosa ci vedete in questa foto? Qualcuno la 500, qualcuno Jennifer Lopez. Perché l'ho messa qui? È un'altra scelta di comunicazione. La Fiat a un certo punto, anziché fare uno spot sulla 500, ha sponsorizzato un videoclip di Jennifer Lopez. Durante tutta la canzone, il videoclip, lei o guidava l'automobile o ci saltava sopra o ci ballava davanti. Dopodiché ne ha presi spezzoni e ne ha fatto lo spot pubblicitario. Qui ultimo questa parte, sperando che non sia tediosa. Ovviamente non è l'ultima versione, ma questa è una Panda. Ci leghiamo di nuovo al concetto di parole. Tutto questo è per dire come poi andremo o potremo andare a rappresentare in termini di comunicazione delle sensazioni, andare a richiamare delle memorie. La comunicazione multisensoriale, definita comunicazione avanzata, in realtà è una nuova generazione che non esclude necessariamente le vecchie, serve a richiamare memorie o ad imprimerne di forti. Questo sicuramente rappresenta volare. Questo credo che sia un volare che più o meno abbiamo conosciuto tutti. Questo è un volare che dà senso di libertà o di volare in alto, e anche questo è un volare, il gioco del vola vola. Eppure in tutto il mondo, se noi pronunciamo la parola volare, si parla di Mister Volare. Un concetto completamente diverso. Si parla di musica, si parla di un cantante. Riuscite a vedere cosa c'è nella foto? Se non è troppo piccola, direi che con questa siete rafforzati nell'idea dei profumi. In realtà la Bols non produce profumi. La Bols produce drink per cocktail, è una società olandese la cui accademia e il cui museo stanno esattamente di fronte al Museo Van Gogh ad Amsterdam, che ha creato un museo multisensoriale dove si passa attraverso l'assaggio. Avete presente quelle mentine che sono fatte a foglietti? Quindi ci sono i gusti dei loro cocktail messi in scatolette con i foglietti da assaggio, ci sono i punti fragranza con specchietti sopra per indovinare, vedere se uno indovina una delle 48 sostanze che loro utilizzano per i cocktail. Dopodiché si entra in un salotto dove si vedono alcune immagini seduti comodamente su un divano, c'è una cassettiera aprendo la quale si possono toccare le materie prime e gli strumenti con i quali si preparano i cocktail o i prodotti da cocktail. Poi si arriva a un disco pub dove è possibile, toccando degli schermi e rispondendo a domande apparentemente generiche, la mattina ti alzi presto o ti alzi tardi? Adesso banalizzo, ma sono domande apparentemente generiche, viene fuori un cocktail tipo. Si va al pub, servono il cocktail, si può andare in una saletta discoteca molto piccola, oppure dentro una saletta che rappresenta un pub, ha dei birilli che rappresentano le bottiglie per i bartender. Uno si chiude nella saletta e gli amici fuori lo vedono lanciare le bottiglie come se fosse dietro il bancone del bar a fare il barman. Quindi questo per vendere prodotti per i cocktail. Questo è legato alle memorie. Penso che di fronte a queste due immagini, una tra un po', anzi potremmo già considerarla superata, ma credo che il marchio lo riconosciate tutti. Allora la domanda è: che legame c'è
tra l'altro qui sotto ci sono molte radio che assomigliano a queste. Che legame c'è tra questi prodotti? I fratelli Ducati sono nati con la produzione di radio. I fratelli Ducati producevano radio nella terra di Marconi. Quando ha cominciato ad arrivare la televisione, quindi il mercato è diventato un mercato prettamente tedesco e americano, su volumi quindi molto più alti, hanno deciso di diversificare. E come hanno diversificato? Dalle radio, mercato che hanno trovato chiuso e quindi impossibile da affrontare, sono passati alle moto e ancora oggi fanno concorrenza ai ben più grandi colossi americani e giapponesi. Allora, questi sono negozi che rappresentano oggi un'esperienza. In realtà sono negozi che trasmettono suoni, che trasmettono immagini, hanno una caratterizzazione che dovrebbe essere tipica di tutti i grandi marchi, ma non lo è. Non cito quali grandi marchi infrangono questo tipo di regola, ma ci sono alcuni brand che hanno 3-4 stili diversi composti nell'arco di 10 anni per l'arredamento del proprio punto vendita, quindi l'identità se ne va un po' persa. Anche i grandi mall, qui abbiamo i centri commerciali, ma i grandi mall internazionali rappresentano a tutti gli effetti l'esperienza, cioè sono luoghi dove l'acquisto diventa un fatto quasi incidentale. Vado lì, ci passo la giornata, mangio qualcosa, passo il tempo, incontro gli amici, poi esco e ho comprato anche delle cose. La Nike ha un modo di comunicare il proprio marchio estremamente forte, crea delle esperienze che sono: devi avere un prodotto Nike. Se uno entra nei grandi store Nike trova il marchio a dimensioni spaventose, immagini che rappresentano i vari testimonial e i vari prodotti. Qui abbiamo 2 città facilmente identificabili attraverso 2 luoghi. Anche questo sono un prodotto da comunicare, anche questo sono un brand, anche questo sono prodotti da vendere. In Italia ci stiamo arrivando molto più lentamente rispetto all'estero, ma in realtà sappiamo, se ne parla tutti i giorni, sarebbe uno dei prodotti di punta, ma voglio dire, questo luogo lo dimostra, questo luogo, al di là di quello che rappresenta in questi giorni, è un luogo che, se uno volesse conoscere la storia delle industrie e delle motivazioni di un certo tipo di economia, dovrebbe vedere. Quindi non è semplicemente la Tour Eiffel quella che rappresenta un territorio e uno stile di vita. Questo è il famoso parco divertimenti che la Ferrari ha costruito ad Abu Dhabi. Questi sono esempi diversi di comunicazione, perché queste auto di fatto rappresentano un mercato non in quanto se stesse, ma in quanto a un prodotto del passato. E più sono simili al prodotto del passato, più fanno mercato. Questa è l'Heineken, che con il suo festival della musica trasmette un modo di vivere. Addirittura in alcuni paesi all'interno del festival non è possibile vendere birra, per cui il festival di per sé non è finalizzato alla vendita di qualche bicchiere di birra o di qualche migliaio di bicchieri di birra, è finalizzato a comunicare un senso di appartenenza e a viverlo attraverso un'esperienza di questo tipo, molto più viva e attiva rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente. E qui ci spostiamo invece nell'esperienza reale. L'esperienza reale è fatta di tutta una serie di componenti che noi viviamo quotidianamente. Vengono definiti normalmente l'esperienza totale. I termini sono sempre anglosassoni, io cerco, siccome li abbiamo, essere meno tecnico, e quindi l'esperienza totale perché? Perché tocco tutti i sensi, perché c'è una parola che è difficilmente traducibile in italiano, che è il feel. Il feel è una via di mezzo tra il sentire, il provare e la percezione, per cui è qualcosa di veramente molto personale e molto intimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzando lo stesso tipo di comunicazione io riesco a suscitare memorie diverse per ogni persona.
Quindi io attraverso uno stesso spazio vedo le stesse cose e anche laddove non potessi interagire le vivo in maniera diversa. Quindi il luogo comunica con me, non comunica con tutti. Non sto guardando un filmato che mi rappresenta un prodotto e me lo descrive. In realtà sto vivendo e sto ricordando. Questo è quello che fa la differenza, perché posso essere in un hotel e avere la sveglia con una luce, un profumo e un suono che richiamano qualcosa a me vicino. Posso essere in uno stand e interagire fisicamente, perché i sistemi sono passivi e attivi, con scelte fatte toccando e non toccando nulla, perché ormai si stanno diffondendo i cosiddetti sistemi touchless, cioè dove non tocco nulla. Mi muovo, attrezzando in maniera anche abbastanza semplice questo schermo, avremmo potuto fare lo slideshow semplicemente con questo gesto, quindi sfogliando nell'aria. Ma sfogliando nell'aria oggi possiamo cambiare un ambiente. Posso avere uno stand dove io proietto dei contenuti che mi fanno vedere un prodotto piuttosto che un luogo. Non lo so, prendo gli occhiali da sole tipicamente estivi e lo stand si trasforma in un posto marittimo. L'odore che sento è un odore tipicamente marittimo e sento caldo. Un attimo dopo prendo gli occhiali da sci e lo stand tutto attorno mi si trasforma in un luogo completamente diverso, mi ritrovo in montagna, sento i suoni della montagna, sento i profumi della montagna e ho freddo. Questo oggi esiste e questo oggi è a portata di azienda e vi posso dire che contesti di questo tipo, ce ne sono di semplificati e ce ne sono di evoluti, hanno costi paragonabili agli stand tradizionali, non quelli chiaramente neutri o impacchettati, ma quelli che normalmente alcune aziende si fanno produrre. Andiamo quindi a comporre un puzzle fatto non solo di 2 tessere, ma completato con tutte le tessere a nostra disposizione. Il concetto in termini di comunicazione è che il visitatore non è più visitatore, ma diventa un nostro ospite. L'evoluzione ulteriore è che l'ospite diventa attore. In marketing oggi viene definito il comunicatore, cioè uno è protagonista dello spazio che gli si presenta. In qualche caso è protagonista fittizio, perché non ce lo nascondiamo, la comunicazione e il marketing devono portare a un risultato. Questa tecnologia può anche essere la più bella del mondo, se alla fine, in questo caso qui, non mi fa vendere questi orologi, ho fatto solo scena, quindi tanto vale che vada a Gardaland a vedermi altre cose. Quindi il messaggio finale, ed è una cosa estremamente importante sulla quale poi la comunicazione di questi strumenti si basa, è io devo trasmettere un messaggio che è un messaggio legato a quello che sto proponendo e a quello che sto comunicando. Paradossalmente l'utilizzo di queste tecnologie e della multisensorialità rendono il messaggio più puro, meno filtrato. Quindi già oggi questi sono ambiti museali, cerco di andare veloce perché poi magari se ci sono domande o richieste di chiarimenti possiamo riprodurre degli ambienti tridimensionali, possiamo far rivivere ambienti con profondità tridimensionale. Uno schermo come questo, chiaramente non fatto di schermo bianco ma fatto con un vetro o uno schermo in PVC, opportunamente trattato, permette di avere profondità. Quindi se io vi faccio vedere una strada o un edificio opportunamente ricostruito, voi da lì avete l'impressione netta, nitida, chiara di poter attraversare lo schermo ed entrarci dentro. Se poi io rivesto le pareti in modo da proiettare tutto attorno quell'ambiente, voi avete l'impressione nitida, netta, chiara di essere dentro il contesto che vi viene presentato. Allora, questa è una frase che vuole esprimere un concetto che è molto importante. Si tratta semplicemente di distaccarci un attimo da quella che è il focus sulla comunicazione
Si tratta di non pensare alla tecnologia è uno strumento. Se noi scriviamo una relazione, prendiamo in mano la penna, prendiamo un foglio di carta, ma non ci preoccupiamo della penna e del foglio di carta. Poi magari è la penna che preferiamo e il nostro blocco o il quadernetto personale o portatile o grande. Ma in realtà il focus è sulle idee. La stessa cosa, e questo lo dico perché tante volte si ha paura della tecnologia, al di là del costo, al di là dell'obsolescenza, anche l'obsolescenza della tecnologia è un fatto prettamente commerciale. Mi spiego, da tecnologo di estrazione. È vero sul consumer, perché ogni giorno c'è un'invenzione nuova e se rincorro i prodotti, ogni 2 mesi, 3 mesi cambio il telefonino, cambio il computer, vado nello schermo più performante, vado sulla super velocità. È vero per una questione di utilizzo. Nasce un computer super potente e un attimo dopo chi scrive il software, scrive un software che mi occupa tutta quella fetta di potenza in più che ha il computer. Ma nell'uso quotidiano o in questo tipo di tecnologie il livello di obsolescenza è bassissimo perché siamo agli albori. La prima automobile è durata una vita, ma io mi rifaccio alle canzoni. Una volta una canzone in classifica, una canzone che fosse un po', stava in classifica 6 mesi, 1 anno. Oggi è impensabile che una canzone stia tanto tempo in vetta alle classifiche, perché lo stesso autore, lo stesso cantante, dopo 1 mese, 2 mesi, ne lancia una nuova e quello diventa il nuovo grido. In questo caso siamo agli albori, ci stiamo ancora confrontando con l'utente che comincia a rivivere qualcosa a cui è abituato. Perché? Perché non deve imparare ad essere un tecnologo per vivere un ambiente assaporandolo con tutti i sensi che ha a disposizione. Il percorso sensi, emozioni, logica è quello che viene riconosciuto come il percorso naturale dell'impulso d'acquisto. Quindi più noi riusciamo a partire dal coinvolgimento dei sensi, a sollecitare e a coinvolgere le emozioni, prima ancora che ci sia una scelta logica, ma che portino a una scelta logica, più efficacia abbiamo nel trasmettere un messaggio, che poi il messaggio sia la vendita di un oggetto, la vendita di un servizio o la promozione di un contenuto o di altro, maggior successo avremo. Quindi le esperienze generano le memorie ed influenzano le future scelte. I consumatori si portano via un'esperienza semplificata perché noi, anche quando non ci pensiamo, siamo abituati a vivere la vita utilizzando tutti i sensi. Quando qui siamo in un lanificio, ormai il tessuto lo si dà per scontato, ma una volta per scegliere una stoffa la si toccava e la si annusava. In realtà poi la si indossa. Oggi guardiamo, vista, se piace. Guardiamo il rumore che fa per capire se è più o meno sintetica, ma una volta la stoffa si toccava e poi la si annusava. Ecco, qui è una gira per la rete, quindi non è una cosa che mi sia ricostruito io, in realtà trasforma il concetto della mela di George Bernard Shaw. Se tu hai €1 e io ho €1 e ce li scambiamo, alla fine ciascuno di noi due ha €1. Se tu hai un'idea, io ho un'idea e ce le scambiamo, alla fine tutte e due abbiamo 2 idee. Oggi le idee sono una delle cose più sottovalutate che ci siano in assoluto sul mercato. Prima si parlava di questo bellissimo ambiente, di come è stato rappresentato e se uno lo guarda dice semplice una volta che lo si è pensato. In realtà la difficoltà è nel pensare come trasmettere un messaggio e adottare questa tecnica e questa soluzione per trasmettere quel messaggio. Credo che voi lo sappiate benissimo perché sul mercato si parla di prodotti, si parla di massa, si parla... In realtà una cosa o si è in grado di pensarla, può anche essere l'uovo di Colombo. Io tante volte nei corsi porto 2 esempi. Il tappo a corona, che oggi lo viviamo con una banalità estrema, e il primo rasoio fatto da Gillette III, che era quello con la doppia lama. Io ho avuto modo di usarlo, qualcuno di voi sì, qualcuno no, ma sicuramente il signor Gillette sicuramente non pensava alle 5 lame, 6 lame iperprotette, ma ancora meno pensava che il rasoio potesse diventare un oggetto femminile.
eppure ha cambiato il concetto di un prodotto e lo ha cambiato in maniera talmente radicale che quel secondo prodotto, quindi quella idea, oggi è un prodotto di massa, è uno dei prodotti più diffusi al mondo ed è un oggetto nato come tipicamente maschile ed oggi è un oggetto anche femminile. Allora, qui alcune rappresentazioni veloci. Voi vedete due oggetti, in realtà rappresentano la stessa funzione. Quindi ecco dove il design, dove un concetto trasmette un'emozione diverso. Lo scatolotto che vedete alla vostra destra è il classico subwoofer che anche negli impianti di casa nessuno sa mai dove nasconderlo perché è la parte più brutta di un impianto fatto di diffusori che sono stilisticamente bellissimi. Qualcuno lo ha risolto in quel modo lì. Ha studiato niente meno che la canna dell'organo, quella che portava i suoni bassi, quindi anche in questo caso l'innovazione guarda al passato. Studiando la canna dell'organo ha creato un subwoofer che ha una lampada dentro e che diventa un oggetto d'arredo. In questo caso parliamo di sound design. Sound design significa riprodurre suoni della vita di tutti i giorni, quindi non parliamo di musica, o produrre suoni che abbiano un effetto o un impatto sulla nostra psiche. In questo caso vediamo un prodotto che rappresenta, insomma, si tratta di reti particolari da letti, questi sono letti, quindi ortopediche con la possibilità di alzarsi. Il sound sfrutta il legno della struttura del letto per diffondere suoni particolarmente rilassanti e riposanti. Sono prodotti costosi oggi perché è evidente che il concept di prodotto viene venduto e pagato notevolmente. Tra l'altro non è che se io metto un diffusore sul mio letto di legno, questo automaticamente diffonde il suono, e lo studio sonoro, i ragazzi che fanno queste sonorizzazioni in questo momento sono nel Borneo e stanno registrando suoni nella foresta del Borneo. Sono suoni che poi vengono riprodotti, rappresentati e utilizzati, per esempio, in psicoacustica nell'ambito alimentare, dove si è verificato che riprodurre suoni che non sono musiche, può essere il suono del rubinetto che lava l'insalata piuttosto che il suono del coltello che affetta qualcosa, mentre si mangia, agevola e rende ancora più gradevole il mangiare. Il primo a fare un esperimento di questo tipo fu Blumenthal, che è un ricercatore fondamentalmente, che ha un ristorante a ovest di Londra che si chiama The Fat Duck, l'anatra grassa. Lui vendeva normalmente vini francesi e vini tedeschi. Le quote di vendita erano 70% vini francesi e 30% vini tedeschi. Ha sonorizzato con suoni ambientali il suo ristorante, ha costruito le sonorità in un certo modo, risultato senza cambiare di una virgola né il cibo che proponeva, quindi i piatti e le ricette, né l'ha proposto la carta dei vini. Il risultato è stato 70% di vino tedesco, 30% di vino francese. Allora, questo ci può fare sussultare, però la pubblicità, il marketing, la comunicazione, alla fine servono o a rendere più piacevole, è quello per cui oggi si utilizzano i suoni binaurali in ambito food, quindi nei ristoranti, ma si può utilizzare anche per comunicare, per cui uno può fare una scelta o considerarla una scelta di tipo etico o non etico, ma di fatto, se questo signore aveva intenzione di vendere vini tedeschi, rendeva gradevole la scelta di vino diversa da quella che normalmente la gente fa. Eccolo qua. Questo, poi magari vi farò vedere una sintesi di un video, è un esperimento che fanno alcuni architetti internazionali, tendenzialmente in Inghilterra, dove montano una sorta di pallone in PVC estremamente grande, diverso ogni anno, quindi questo è un ambiente che, non dico è un quartiere, ma vi si cammina assolutamente dentro, gonfiato,
che reagisce ai raggi solari. Per cui le luci che vedete qui dentro non sono luci artificiali, è il Sole che in funzione della forma di questo ambiente e dell'angolazione dei raggi solari creano nell'ambiente. L'ambiente aveva un limite e il limite era che, essendo un ambiente molto molto grande, cioè qui ci stanno decine e decine di persone che ci camminano dentro, e gonfiato c'era un rumore assordante, per cui la piacevolezza di stare dentro. Allora, senza utilizzare diffusori acustici, quindi le normali casse, quelle che diffondono la mia voce qui dentro, sono riusciti a sonorizzare l'ambiente, hanno creato un suono che in qualche modo richiamasse le ventole, perché si doveva sovrapporre alle ventole, ma fosse molto più gradevole. Questo è un ambiente dove la gente va, si siede, dormicchia, ci vanno le famiglie, semplicemente per visitarlo. Fragranze. Allora, siamo tutti abituati ai vari Glad o prodotti che si utilizzano in casa. L'utilizzo delle fragranze in ambito architettonico e ambientale in genere deve sottostare ad alcune regole, perché sennò l'ULSS dice: mi dispiace, ma comunque la polverizzazione di qualcosa che tipicamente è liquido non la si può fare. Il Museo Ferrari qualche anno fa studiò tutto un sistema per riprodurre l'odore dei gas di scarico che sapesse di olio di ricino, però era una vaporizzazione, e gli hanno detto: cari signori, voi in un ambiente aperto al pubblico, per quanto siate un brand che insomma, se mi metto io mi dicono no ancora prima di partire, se si mettono loro ci pensano due volte, gli hanno detto assolutamente no. Esiste italiano un brevetto che ha solidificato e smolecolarizzato le fragranze, e questo comporta due cose. Primo, che in una pastiglia è riproducibile un qualunque odore della vita di tutti i giorni, quindi non solo quelli in natura, ma non solo piacevoli, anche sgradevoli. D'altronde, se io devo entrare in un'officina, se voglio rappresentare e vivere l'officina, devo sentire l'odore del grasso, l'odore dell'olio. Pensiamo alla rappresentazione visiva di prima. Non solo permettono di rappresentare odori mirati, ma anche di utilizzare gli odori come i colori primari, quindi utilizzando fino a 16 tavolette di odori, di fragranze che di per sé non rappresentano, prese singolarmente non rappresentano nulla, componendole in percentuale permettono di rappresentare tutta una sequenza. Quindi è come se mentre noi camminiamo in un ambiente e scegliamo un'immagine, in funzione dell'immagine un sistema componesse in tempo reale la fragranza che richiama quell'immagine e la luce, utilizzando le luci a LED bianche ed RGB che richiamano a quell'immagine, per cui abbiamo sistemi estremamente sofisticati e semplificati, perché una delle cose che hanno questi sistemi, alcuni di questi sistemi che sono assolutamente innovativi, è anche di avere un pannello di gestione della composizione tra video e suoni che permette a un non tecnologo di disegnare la propria esperienza, quindi di fare uno slideshow, mettere i contenuti delle proprie slide o il video che ha per il proprio promo, come abbiamo visto quello di Innovarti prima, e decidere che in una fase del video sentiamo un certo profumo e vediamo una certa luce e abbiamo un certo suono di sottofondo, e in un altro momento ne sentiamo uno diverso, con menu a tendina e pulsanti. Quindi cominciano a essere sistemi che nelle loro punte più avanzate consentono una gestione a un non tecnico e a un non tecnologo. Questo è fondamentale, perché altrimenti uno compra il sistema, compra il contenuto, poi la prima volta che deve aggiornare perché ha cambiato prodotto o collezione deve telefonare a qualcuno, e quel qualcuno normalmente dice adesso sì che ti presento il conto. Il prodotto, come le cartucce delle stampanti, conviene comprare un'altra stampante, perché appena uno compra la cartuccia dice aspetta un attimo, stampante 50 euro, cartuccia 70, qualcosa non mi torna. Quindi il disegno delle fragranze e il marketing olfattivo sono scienze oggetto di ricerca, così come il disegno sonoro, che oggi ci permettono di creare dei contesti estremamente avanzati. Alcuni casi, questo è un caso che è nato, abbiamo fatto nascere qualche anno fa con prototipi fatti per la Levi's, fatti per le Copen,
del Magic Mirror. Oggi sono prodotti, per esempio Barberys ha appena lanciato un negozio a Londra dove il Magic Mirror è uno dei prodotti di punta. Io entro in un camerino, mi specchio e nello specchiarmi ho alcune possibilità. Una è quella di avere informazioni sul prodotto. Quindi tocco lo specchio e sullo specchio vedo informazioni sul prodotto. Le informazioni possono essere le variabili mi permettono di vedermi nello specchio con il prodotto per esempio di colore diverso o di taglia diversa. Non solo, mi permettono di fare una selezione sullo specchio e sul palmarino che ha la commessa del negozio gli dico: ho bisogno nel camerino numero 1 di una taglia in più e di un colore diverso, e mi viene portato. Queste sono alcune soluzioni in ambito espositivo. Questa fa parte di una doppia esposizione che è stata fatta qualche anno fa, prima come Arte, poi Franco Maria Ricci a Palazzo Colonna a Roma, quindi era un museo polisensoriale. L'altro, poi magari vi farò vedere un brevissimo video perché è una cosa veramente molto molto bella, è il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, dove uno vive la ricostruzione di Ercolano. Io utilizzo spesso la rappresentazione del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano sia perché è molto bella e tecnologicamente molto ben fatta, sia perché rappresenta la vecchia generazione di questi progetti. È un museo e quel museo vivrà di quei contenuti tutta la sua vita, perché è stato progettato ad hoc per quel contenuto, perché non ha la possibilità di vedere modificato dinamicamente quel contenuto. Oggi museo o stand o teca, questa teca adesso è collegata semplicemente alla corrente, ha una presa di rete, normalmente noi la utilizziamo in rete, il che può voler dire da remoto, e se io ce l'ho in fiera a Dubai piuttosto che a Shanghai e decido di cambiare rappresentazione perché lancio il nuovo prodotto, io dal mio computer o dal mio tablet lancio il nuovo filmato, viene caricato su questo sistema così come in un museo, perché oggi non faccio riferimenti per una questione proprio di concetti, è un concetto che voglio trasmettere, poi potremo parlare di dove si trovano anche sul territorio e di come sono fatti. Per trasmettere un concetto oggi sul territorio si stanno progettando dei musei completamente digitali, dove, per intenderci, le pareti che stanno intorno sono pareti che stanno attorno a 780 metri piani. Quindi vuol dire che io ho un ambiente grandissimo sul quale cambio, in funzione del comportamento di chi ci sta dentro, tutto lo scenario. Quindi posso rappresentare questa sala e un attimo dopo essere in un parco, dove l'ambiente diventa neutro rispetto al visitatore, cioè se lo spengo è vuoto. Poi in realtà permettono ovviamente anche installazioni e allestimenti di tipo fisico. Ecco, questo è un render che appartiene a un progetto di un ristorante in Cina che voleva rappresentare l'Italia e che ha uno scenario, quindi questa è ancora la parte di render, che rappresentava una grandissima finestra dove in un attimo io potevo cambiare location, quindi il ristorante mi portava tutto da un'altra parte e la gente impazziva per mettersi davanti e dire c'era anche la scaletta col balconcino che dava su Piazza San Pietro piuttosto che su Piazza San Marco, le persone andavano su a farsi la fotografia e dire io sono stato a mangiare con vista su. Questo rappresenta la presentazione di Illy quando lanciarono il barattolo in alluminio per il caffè, lo fecero a Brera, a Milano. Era un percorso, il percorso era lungo una serie di vetrine che si vedevano anche dalla strada, in funzione di comportamenti o di come giocava l'utente con uno schermo touch, quindi interattivo a tocco, cambiava colore l'ambiente e non solo, quando si arrivava alla fine al caffè veniva pronta, preparata la tazzina di caffè con l'aroma che rispondeva al profilo che veniva disegnato attraverso la risposta alle famose domande apparentemente neutre. Qui sono altri esempi legati agli alberghi, quindi io posso avere, ci sono dei sistemi che sono colonne o che possono essere, sono colonne fatte apparentemente come queste, ovviamente apparentemente
possono essere rivestite, che hanno luci, hanno profumi e hanno suoni. Quindi io attacco la mia spina e decido che la mia sveglia è Quinta Strada a New York piuttosto che Alba alle Maldive, e quando mi sveglio alla mattina tutto corrisponderà al profilo che ho scelto. Lo stesso discorso lo posso fare in un ambiente come i corner e i banchi di un pub. Va bene, questo era un sistema quando è stata presentata la Lancia Y a Parigi Printemps, quindi parliamo di un pochino di tempo fa, c'erano sistemi che reagivano al suono. Nella slide precedente avevate visto una video wall su una piscina, anche quelli sono sistemi che reagiscono al suono, quindi io posso avere l'ambiente che reagisce all'intensità delle persone. Questo lo vediamo in ambito visivo, lo stesso è in ambito sonoro che in ambito olfattivo. Se ho una persona, potenzio la comunicazione con l'ambiente, alleggerisco la comunicazione con l'ambiente. Se ho 10 persone vado a potenziarla. Queste sono vetrine interattive. Questo era un pozzo interattivo che ha utilizzato il marketing dell'Alfa Romeo per presentare una serie di nuovi modelli all'interno, quindi al proprio personale. Ecco, qui sono le sale nell'allestimento Franco Maria Ricci a Palazzo Colonna. Un oggetto semplicissimo, questo è stato utilizzato da Prada per una convention con i propri agenti e distributori, una valigetta in pelle di capra, quindi un oggetto molto vintage. Stavano presentando un nuovo profumo, aprendo la valigetta si sentiva il profumo, perché in quel caso lì veniva erogato il profumo. Tipicamente chi propone prodotti alimentari, chi propone profumazioni, chi propone vini o caffè, ovviamente non vuole vedere rappresentato artificialmente l'odore del proprio prodotto, per cui si viaggia in maniera trasversale. Se propongo un vino sentirò l'odore della vigna. E in più lo specchio faceva partire un video che comunicava l'essenza e la forza di quel prodotto. Quindi questa era la valigetta con la quale è stato promosso ai distributori di Prada un nuovo prodotto. Questo è un evento di guru a Barcellona. Ecco, adesso io vi lascio un attimo spazio a domande, perché non voglio andare troppo in lungo. Poi se avete voglia possiamo vedere 1 o 2 video esemplificativi, ma non voglio dopo una giornata di lavoro arrivare a quest'ora. Prego. O 3 canali, che dir si voglia, che vengono alimentati. Alla fine vengono alimentati, alimentano cosa? Il cervello, è il controllore di tutto. Ecco, leggevo adesso che la nuova frontiera, o quella prevista, sarà il cosiddetto neuromarketing, quindi lo studio del cervello e delle reazioni del cervello di fronte a dei prodotti. Casualmente questa mattina ho visto su un quotidiano online, sulla Repubblica, mi sembra, che una start-up italiana ha progettato dei manichini che hanno al loro interno, dentro un occhio, hanno una telecamera in grado di mappare il viso e le espressioni del consumatore, di quello che è davanti alla vetrina, quindi di ricavarne delle tendenze di acquisto, di fare una profilazione di acquisto. Ecco, volevo chiederle le sue idee su quale sarà il futuro di questo neuromarketing. Allora, grazie. Si va in quella direzione e vi stupisco dicendovi che questo prodotto viene utilizzato per applicazioni di neuromarketing. Mi spiego, il neuromarketing nel senso puro prevede una risonanza. Quindi un noto ricercatore svedese finanziato e strafinanziato ha fatto 2000 casi in cui ha analizzato la reazione facendosi risonanze magnetiche in giro per il mondo. Chiaramente un'azienda, parliamo di entità di spesa di qualche milione, non può, tra l'altro qui in Italia, avere a disposizione uno strumento per la risonanza nemmeno se uno sta male, per cui
diventa un po' difficile utilizzarlo per marketing. Sì, questo collegato a una microcamera, che poi le cui immagini vengono date in mano ad analisti che sanno capire le espressioni visive, e ha un banalissimo, cioè si può usare anche uno strumento stile iPhone, e ha un banalissimo sistema di controllo della frequenza cardiaca, permette di esporre, ma viene utilizzato per questo, per esempio una serie di packaging, una serie di versioni di prodotto senza doverli produrre, nonostante adesso abbiamo le stampanti 3D, quindi le presento in serie e analizzo senza dir nulla. Quindi è vero, si sta andando in quella direzione, si stanno interpretando alcuni strumenti come questo per analizzare il comportamento. In realtà il neuromarketing nasce, come tante discipline, ma la stessa psicoacustica, in ambito medicale, cioè per le terapie, per capire persone che hanno problemi reali. Immediatamente dopo il marketing se ne impossessa, e questo, voglio dire, visto quello che vi ho raccontato stasera, capite che non ho un'accezione negativa di questo. Però è vero, se io voglio tutti questi sistemi, per esempio, i sistemi di regia di cui vi ho parlato prima, hanno una dote importante, rilevano il comportamento. Se io per esempio utilizzo sul viaggio in un museo o sul viaggio all'interno di uno showroom un tag RFID, che è un biglietto che costa abbastanza poco oggi, so quanto uno si è fermato davanti a un sistema, ma banalmente la colonna che normalmente porta questo, che ha un suo piccolo stand che serve a tenerlo ad altezza visiva corretta, ha dei codici QR. I codici QR oggi possono essere utilizzati con quello che viene definito il gateway, cioè non uso un codice che ha già un contenuto o mi porta a un contenuto fisso, ma il contenuto è variabile. Questo permette, per esempio, di leggere qual è la lingua impostata sul telefonino. Quindi ti propongo il contenuto nella tua lingua, se l'ho disponibile, senza che tu abbia fatto richieste, domande o mi abbia detto. Quindi ci si sta spingendo, ed è vero, sempre di più a capire o ad utilizzare strumenti che nascono per funzioni diverse, a capire la tendenza e la propensione del consumatore. Qualcuno dice è per dare un'offerta più mirata, qualcuno dice per condizionare meglio. In realtà, come al solito, si crea lo strumento, poi è l'uso che se ne fa quello che determina la conseguenza. Volevo dire, molto interessante la spiegazione della tecnologia che si può utilizzare, e la riflessione che volevo fare stasera era che fondamentalmente a noi interessa più che avere dei consumatori, avere dei clienti, ovvero sia delle persone che provano delle esperienze piacevoli, che fanno il loro acquisto e che sono anche contenti di averlo fatto, nella consapevolezza piena, diciamo, della loro esperienza di acquisto. Il fatto di avvicinarsi sempre di più però implica anche un discorso di una strategia di marketing molto precisa, nell'individuazione del target preciso e nell'individuazione dell'utente preciso che avrà quel bisogno. Questo è estremamente interessante, insomma, perché il fatto di far provare delle esperienze che si mettono a tavolino e si studiano nel momento in cui si studia il prodotto è una cosa, insomma, innovativa, diciamo, rispetto al mercato che c'è stato finora. Ecco. Per questo la volevo ringraziare di quello che ci ha detto stasera. Grazie. Proprio riguardo a quella teca lì, di recente sono stato in una fiera, io costruisco prodotti, diciamo, per macchine a movimento terra, quindi prodotti assolutamente di nicchia, dove un'azienda ha presentato i suoi prodotti attraverso questa teca. La critica, così, che nell'aria diceva che alla fine la gente si è soffermata più sull'oggetto in sé, sulla tecnologia, che sui prodotti che questa azienda fa, ma non c'è proprio questo rischio che se lei è troppo innovativo uno si soffermi più sulla tecnologia che sul prodotto che alla fine lei rappresenta. Questo è uno dei rischi. In realtà quello che evidenziavo prima, ma è una questione di approccio, quindi qui dobbiamo distinguere tra lo strumento e chi lo declina. In questo caso neanche chi lo utilizza, ma chi lo declina. Per me
il messaggio più importante, prima parlavo di progetti su musei digitali, e sono musei, uno per esempio è un museo in un ambito produttivo, legato all'agroalimentare, ma ambito produttivo, quindi non parliamo di ambito beni culturali. Il must è il prodotto finale, cioè io devo comunicare. Allora, qui vediamo un orologio e la comunicazione non è il cinema, la comunicazione vuole essere faccio vedere come è composto e quanto è complesso. Tra l'altro questo strumento preciso in una dimensione che è praticamente doppia. Allora, se io comunico attraverso le immagini che do bene il mio prodotto, sicuramente lo strumento affascina, perché oggi io faccio un esempio, delle volte dico mi occupo di comunicazione, poi dopo la smonto. Quando io prendo un settimanale, ormai i miei occhi non si focalizzano più sulla pubblicità. Una volta la pagina pubblicitaria mi colpiva, adesso cerco l'articolo, tanto ce ne sono 4 su 200 pagine, faccio abbastanza in fretta. Se uno mi chiede, ma hai visto, ho fatto la pagina e magari lo conosco, no, e devo andarla a cercare, ma spesso a cercare, cioè se so che pubblicità cerco, la devo cercare. Questi strumenti magari servono ad attrarre. Mi viene in mente, non ha niente a che fare con la tecnologia, mi pare 3 anni fa o 4 anni fa a Marmo Mecca a Verona, c'erano delle ballerine di lap dance su un blocco di marmo. Allora, lì chiaramente non comunicavano niente relativamente al marmo, però servivano a dire tra tutti gli stand che andate a visitare, venite qua che c'è musica, ci sono le ballerine, poi quando siete qui cerco di spiegarvi il mio prodotto. È chiaro che è un rischio, perché ho attratto la gente, poi se non sono bravo a spiegargli il prodotto, hanno un messaggio diverso. Magari trasmette innovazione, ma è un messaggio completamente diverso. In questo bisogna che chi appoggia e supporta l'azienda nel comunicare sia bravo a far affiorare il messaggio vero. Lo strumento permette di dare un messaggio estremamente puro, però se lo uso male faccio show, quindi come dicevo prima andiamo a Gardaland e facciamo prima. Magari quando hanno fatto il giro delle giostre di Gardaland li fermo all'ingresso e gli dico io faccio macchine per la movimentazione terra che non sono uguali a nessuno, venite a vederle da me, e vengono ben disposti perché si sono divertiti, per cui è verissimo, è un rischio a cui bisogna stare molto attenti. Cosa pensi e come collochi la realtà aumentata nel contesto che hai descritto? Perché se non mi è sfuggito non ne hai parlato. Grazie. Verissimo. Ed è molto stimolante questa domanda perché se ne parla tutti i giorni, perché nella logica di spiegazione e di esposizione le app, premesso che le app, che siano applicazioni normali o che siano di realtà aumentata, prima ho accennato ai codici QR, più di successo sono quelli inutili, in realtà ce ne sono che sono strumenti estremamente utili. C'è una disquisizione fondamentale sul concetto di realtà aumentata, per cui vale il discorso degli ologrammi di prima. Intendiamo come realtà aumentata qualunque supporto che mi aiuta a capire un ambiente sovrapposto all'ambiente reale. È utilissimo, posso dire che lo propongo e lo utilizzo spesso e volentieri perché ci sono delle cose che non possono essere viste per motivi logistici o perché non esistono più. Se io vado in un'area archeologica non è che posso ricostruire a meno che non lo ricostruisca con la realtà aumentata, ma 10 giorni fa ero in un sito logicamente, quindi non né fisicamente né industrialmente, ma logicamente simile a questo. Le macchine, fate conto che occupano stanze perché sono idrovore come questa qua e non si muovono più. Se io voglio farle vedere e rappresentarle, devo utilizzare sistemi come questi. Vale il discorso fatto per tutto il resto, utilizzate, sono uno strumento didattico e informativo eccezionale. Cioè in realtà strumenti che oggi sono potentissimi a livello ludico e di giochi, hanno delle potenzialità per l'uso di tutti i giorni e non sempre dei costi esorbitanti, chiaramente dipende da quello che rappresento, ma sono assolutamente utili se non necessari, cioè in qualche caso diventano necessari.
Stasera abbiamo parlato dei 5 sensi, però abbastanza fisicamente, ok? In cui l'utente diventava attore, ok? Per quanto riguarda una comunicazione sensoriale in rete, quindi su un sito, è stata provata la musica, il video e quant'altro, sono sicuramente delle cose che coinvolgono, però alle volte possono anche stufare, perché spesso e volentieri apri un sito, ti vedi la presentazione, vai alla ricerca del tasto skip perché non ne puoi già più. Qual è la frontiera appunto in questo senso qua? Allora, tecnologicamente, senza dare alcun riferimento, in questo caso proprio per motivi di protezione, di innovazione, tecnologicamente è un problema superato. Cioè in realtà attraverso la rete su un computer io posso influire sull'ambiente circostante, anche a livello olfattivo e anche a livello illuminotecnico. Si può fare perché non è ancora sul mercato. Non è ancora sul mercato perché deve avere una logica e un senso. Oggi c'è chi mi ha chiesto ma io lo vorrei per avere la mail profumata. Allora, io personalmente, se devo promuovere una soluzione perché arrivi una mail profumata, e magari è sbagliato, potrebbe essere il prodotto che domani fa fare i soldi a palate, però porta fuori logica. Domani che devo dire a uno, voglio farti vivere una percezione diversa di quello che ti sto promuovendo attraverso la rete, non lo faccio più perché diventa il giochino della mail profumata. Tecnologicamente però il problema è superato. Cioè via internet oggi si possono mandare delle stringhe e dei comandi che vengono letti da strumenti che già esistono, che ci sono, perché senza entrare nel tecnico, ma la logica della rete è che se ci arrivo via cavo qua, ci arrivo via cavo anche da remoto. Quindi quando ho lo strumento che mi legge il contenuto o il comando in locale, quindi perché attrezzo sta sala qui, io posso gestirlo anche da remoto. Chiaramente cosa significa? Significa che un mercato del genere presuppone che io abbia a mia portata l'oggetto per leggerlo, perché se uno mi manda la codifica, basta vedere la televisione, se io non ho il televisore 3D, il canale 3D me lo fanno vedere, io vedo 3 immagini, le vedo sfocate, ma alla fine la trasmissione è corretta, non ho il decodificatore. Quindi occorre fare uno sforzo per arrivare al momentum in cui ha un senso compiuto, per cui qualcuno dice io questo prodotto lo prendo e lo do in mano ai miei clienti perché gli devo comunicare delle cose. Non semplicemente voglio la mail profumata, perché la terza mail uno si stufa, anche perché poi banalmente non è la tecnologia ha un costo, ma uno comincia a mettere le cartucce di profumi e fragranze in solido e magari averne 10 perché quello è l'aspetto fisico, dove ho una fragranza, il famoso mix di prima, ma devo averli e magari cambiare quelli lì in continuo comincia a costarmi. Quindi, però se la domanda è si può fare? Sì, oggi tecnicamente si può fare. Una curiosità più che ma in tutte queste forme innovative di consumo, quante volte ci prendete, quante volte fallite? Cioè, non so, percentualmente, è un di cui le volte che si fallisce o che magari uno pensava di... Allora, mi verrebbe da dire che purtroppo il mercato è così ristretto che per fortuna ci prendiamo sempre, perché sono ancora pochi. No, in realtà è vero che si può ovviamente fallire come in tutti i tipi di comunicazione. È l'approccio. Cioè adesso, ripeto, non lo riferisco a me stesso perché non vuole essere questo. Se uno ha un approccio analitico e si focalizza... Tendenzialmente il cliente che ci chiede questo tipo di progetto, dal piccolo al grande, ci chiede di sedersi al suo di tavolo, ma non di fronte, dalla sua parte. Cioè la prima cosa è tu devi capire, questo dovrebbe essere in tutta la comunicazione, in questa ancora di più. Cioè tu devi metterti qua e capire il messaggio che devo dare io, perché io di comunicazione a 5 sensi non ne capisco nulla. Quindi tu mi devi dire come faccio a comunicare questo messaggio, ma quello che deve arrivare a destinazione è il mio messaggio, non la tecnologia. Quindi questo richiede un'analisi preliminare che non è banale, proprio perché è uno strumento nuovo. Una volta lo studio di un logo, lo studio di una pagina pubblicitaria erano fatti con tempi e analisi molto approfonditi. Oggi
vengono fatti perché succede questo, meno tempo ci metto, più risultati porto a casa. Questo appiattisce. Forse un domani anche queste tecnologie si appiattiranno perché ci saremo abituati e ce ne saranno altre di nuove. Oggi è necessario comprendere talmente bene il messaggio che si dà che è più facile prendersi, mettiamola così, non essere più bravi, ma siamo costretti a fare un'analisi che è molto più profonda del messaggio che deve essere trasmesso. Anche perché, ripeto, dove c'è il contenuto, quindi uno ha un prodotto che ha un profumo e ha un sapore, non è quello che noi possiamo usare perché altrimenti toglieremmo il nocciolo di quello che viene proposto. Dove non c'è bisogna inventarselo, per cui bisogna andare ad analizzare, quindi non siamo solo comunicatori, ci sono designer specifici per tematiche, questo in senso lato dovunque lo fanno per il mondo, a progetto o a prodotto, che è un concetto completamente diverso. Oggi il mondo è fatto di progetti di questo tipo. C'è una filosofia che io abbraccio in pieno che deve essere fatto di prodotti, cioè strumenti, uno perché costa meno a noi, due perché costa meno all'utente finale, se no se 100.000 diventa il costo di questa cosa ogni volta che la faccio, perché ogni volta la faccio ex novo, abbiamo finito di parlarne. Per cui è richiesta un'analisi molto approfondita, si tocca comunque la psicologia, si tocca comunque la sociologia, si tocca comunque il neuromarketing, per cui siamo costretti a fare un'analisi un po' più attenta. Quindi siamo obbligati a essere più precisi. Forse è questo che ci porta a prenderci di più in realtà. Mi auguro che sia un filone che continua. Dov'è che si può vedere una di queste realizzazioni? Allora, ci sono alcune realizzazioni in ambito museale, c'è uno showroom a Vicenza di una delle aziende che si occupano di questo tipo di comunicazione, che sintetizza tutta una serie di interazioni, quindi la parte olfattiva, la parte illuminotecnica, in un ambiente molto anche contenuto. Il teatro olografico, come dicevo prima, è dalle parti di Como. È chiaro che essendo aziende che hanno, cioè lì c'è una sala demo, è assolutamente disponibile. Vi posso garantire che tante volte vale la pena di vederla, cioè visto dal lato di qua vale la pena di vederla solo per vederla, visto dal lato di chi ve la deve presentare è chiaro che se ci dedichiamo diventerebbe uno show e il tempo è... però sul teatro olografico, per esempio, ve lo dico, magari non è la cosa a Roma, il 28 parte uno spettacolo di Pino Insegno, dove lui, uno spettacolo teatrale, dove lui interagisce con tutta una serie di altri personaggi anche famosi che sono in ologramma. Quindi lo spettacolo è un'interazione tra attori fisicamente presenti sul palco e attori che sul palco non ci sono. Ed è estremamente difficile per due motivi. Il primo perché la rappresentazione è estremamente fedele, quindi le luci vengono gestite in modo che si faccia fatica a distinguere l'ologramma dalla persona fisica. Il secondo è perché si entra in un meccanismo psicologico per cui dopo 3 minuti che io sto guardando questa cosa qui, la mia mente non dissocia più. Noi delle volte facciamo dei giochetti per fare capire alle persone, cominciamo a dire guarda che quello che prima era in ologramma adesso è fisicamente sul palco e viceversa, quello che prima era fisicamente sul palco adesso è un ologramma. E vi garantisco che le persone dicono sì, me ne sono accorto, ma non per rispondere, perché non si distingue. Io normalmente la presentazione che faccio, quando accolgo le persone, le accolgo fisicamente, si entra in questo teatro, io vado un attimo avanti e in questo teatro vedono me che li riaccolgo e gli dico adesso vi presento la serata come se io fossi qui adesso e voi mi vedete esattamente come mi vedete qui, solo che è un palcoscenico, vi faremo vedere alcuni esempi come io vi ho fatto vedere, chiamo un mio collega a darvi qualche dettaglio in più e in quel momento salgo fisicamente sul palco. E ovviamente il primo impatto già chiarisce tutta una serie di elementi, perché uno è lì, mi ha visto fisicamente, sparisco un attimo, mi vede fisicamente su un palco, ma io presento me stesso.
Vi ringrazio per l'attenzione e le domande. Sì, bene. Un applauso al relatore, veramente complimenti. Io direi che siamo partiti alla grande in questa edizione nuova 2012 di Novarti. Abbiamo parlato di comunicazione 5 sensi, pensavamo di saper tutto della comunicazione, aveva già superato, invece abbiamo capito che c'è ancora tanto da fare e questo ci fa piacere. Mi è piaciuto anche l'appunto che ha fatto, che oltre alla comunicazione ci vogliono anche le idee. Ecco, questo è importante e che credo che con questa manifestazione anche noi potremo stimolare tutti quelli che ci visiteranno che possano scaturire anche delle idee. Così vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa serata e vi invitiamo agli incontri prossimi. Grazie e buona serata.